bambini, guardate che bell'uovo di Pasqua che ho ricevuto dai nonni. È al cioccolato bianco con dentro le nocciole e anche una doppia sorpresa. Sono proprio curiosa che uovo avrà ricevuto Paolotto. Ora nascondo il mio e lo chiamo. Paolotto! Paolotto! Sì, Mimì, eccomi qua, cosa c'è? Volevo chiederti che uovo di Pasqua hai ricevuto. In ogni caso, sono sicura che è più buono il mio. Ah, non credo proprio, il mio è speciale, ora te lo faccio vedere. Eccolo qua, cioccolato bianco con nocciole e doppia sorpresa. Che ne dici? Ho vinto? No, dico che mi viene da ridere. E cosa ci sarebbe da ridere, scusa? È così buffo il mio uovo? No, Paolotto, mi fa ridere che abbiamo proprio lo stesso identico uovo. Però, una cosa mi chiedo, secondo te cosa c'entra l'uovo di cioccolato con la Pasqua? E che mi importa? A me basta che posso mangiare cioccolata fino a stare male. Sei sempre il solito, Paolotto. Chiamiamo Lena. Lena! Lena, che cosa c'entra l'uovo di cioccolato con la Pasqua? Cosa c'entrano le vostre uova di cioccolato con la Pasqua? Sinceramente, cari Mimì e Paolotto, non lo so esattamente. Però io so che è un uovo ancora più speciale del vostro. Apriamolo insieme. Ecco qua. Ma non è di cioccolato. Eh no, è un uovo speciale, ve l'ho detto. Vediamo che sorpresa ha dentro. Oppela. Wow, ma sbaglio? O tutte queste cose hanno a che fare con la storia di Gesù? Bravissima! È proprio un uovo che ci vuole raccontare una storia. Ad esempio, qua c'è un piccolo asinello e ci ricorda come Gesù è entrato a Gerusalemme cavalcando un asino e la gente, sventolando tutte le palme, le foglie, urlava Osanna, Osanna! Ed era un momento di grande festa. Pochi giorni dopo è arrivata la Pasqua, ma non voglio raccontarvi tutto io. Chiudiamo il nostro uovo. Tieni papà, raccontacela tu. Grazie. Ciao bambini. La storia di oggi inizia il giorno di Pasqua, che era la festa in cui gli israeliti si ricordavano il giorno in cui Dio li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto. Ogni anno, durante questa festa, uccidevano un agnello e lo mangiavano. L'agnello è morto al nostro posto, dicevano. Ma durante questa Pasqua, Dio stava per preparare una liberazione ancora più grande. Gesù e i suoi amici stavano mangiando la cena di Pasqua tutti insieme in una stanza al piano di sopra. Ma i suoi amici stavano discutendo. Ma di cosa stavano discutendo? Di piedi puzzolenti. Piedi puzzolenti? Sì, Elia, proprio di piedi puzzolenti. Dovete sapere che a quei tempi le persone non mettevano le scarpe, ma solo i sandali, che non è una cosa strana. Però il problema era che allora le strade erano sporchissime, cioè non solo sporche, ma veramente sporchissime e puzzolenti. Figurati con tutti quei cavalli, mucche che giravano dappertutto. Puoi immaginarti tutta quella roba sulla strada che finiva sotto i loro piedi. Per cui qualcuno doveva lavar via tutto quello sporco. Ma era davvero un lavoro schifoso. Ma secondo voi bambini, chi mai si sarebbe offerto per fare un lavoro così schifoso? Solo il servo più umile. Io non sono il servo, disse Pietro. Neanch'io, disse Matteo. Gesù si alzò in silenzio da tavola, si tolse la tunica, prese un catino d'acqua e si inginocchiò e cominciò a lavare i piedi ai suoi amici. No, non puoi farlo, gli disse Pietro. Non aveva capito che Gesù era il re servitore. Se non mi lasci lavare via il tuo sporco, Pietro, non puoi starmi vicino, gli disse Gesù. Gesù sapeva quello di cui le persone avevano più bisogno, che era quello di essere puliti dentro. Lo sporco che c'era sui piedi non era niente in confronto al peccato che c'era dentro il loro cuore. Allora lavami tutto, Signore,
disse Pietro a Gesù, mentre le lacrime si formavano nei suoi occhi. Gesù lavò i piedi di tutti, uno a uno. Lo sto facendo perché vi amo, spiegò Gesù. Fate così anche voi, gli uni agli altri. Poi Gesù prese un po' di pane, lo spezzò e lo diede a ciascuno dei suoi amici. Prese del vino, ringraziò Dio, lo versò e lo diede a ciascuno. Il mio corpo è come questo pane. Si dovrà rompere, Gesù disse loro. E questo vino è come il mio sangue. Sarà versato. In questo modo Dio salverà il mondo. La mia vita si romperà e il mondo rovinato sarà riparato. Il mio cuore sarà spezzato e il vostro cuore sarà guarito. Proprio come muore l'agnello a Pasqua, ora io morirò al vostro posto. Il mio sangue laverà via tutti i vostri peccati e voi sarete puliti dentro e fuori nei vostri cuori. Così, ogni volta che mangiate e bevete, ricordatevi che è Gesù che vi ha salvati, disse Gesù. Gesù sapeva che ormai era arrivato per lui il momento di lasciare il mondo e di tornare da Dio Padre. Più tardi, uno degli amici di Gesù, Giuda, se ne andò e tradì Gesù per 30 monete d'argento. Più tardi quella sera, mentre Gesù stava pregando nel giardino degli ulivi, vennero dei soldati. Lo legarono stretto stretto e lo portarono via. Lo portarono in un posto e lo frustarono, lo presero in giro, lo schernirono e gli misero una corona di spine sulla testa. E infine lo inchiodarono su una croce. E mentre Gesù era lì su quella croce che moriva per noi, gridò: «Tutto è compiuto!» Più tardi i suoi amici lo tolsero dalla croce, lo avvolsero in dei teli e lo misero in una tomba. Davanti a quella tomba furono messe delle guardie, così che nessuno potesse rubare il corpo di Gesù. Ma dopo 3 giorni, un angelo rotolò via la pietra e le guardie, per lo spavento, caddero come morte. E i discepoli, che arrivarono di corsa, videro la tomba vuota. Gesù era risorto. Wow! Lena, il tuo uovo era proprio super speciale! Ha racchiuso dentro di sé tutta una lunga storia. A me è piaciuto il fatto che Gesù ha lavato i piedi ai suoi amici. Vorrei essere anch'io così umile come lui. Beh, a me è piaciuto tanto come è risuscitato. Come un potente supereroe, ha sconfitto la morte e poi è risuscitato. Che forza! Bravissimi Mimè e Paolotto, avete capito proprio appieno la lezione di oggi. Gesù ha dimostrato di essere un vero servitore e anche un re potente, tutto allo stesso momento. Lui ha dimostrato di essere umile come un agnello e potente come un leone. E come mi piace ricordarvi sempre, ricordatevi che Gesù vuole diventare anche re della vostra vita. Basta credere nel sacrificio che Lui ha fatto per noi sulla croce, chiedergli di perdonare anche il nostro peccato e chiedergli di diventare re della nostra vita. Allora anche noi potremo chiamarci figli di Dio. La nostra quinta avventura con Gesù online è giunta al termine anche oggi, ma indovinate un po'? C'è una sorpresa. Sì, una canzone dei Puppets. Allora, musica a tutto volume e pronti a ballare! Ciao! Noi saltiamo per Gesù, applaudiamo per Gesù, noi cantiamo per Gesù, noi viviamo per Gesù, perché Gesù è la via e la verità, niente e nessuno ci fermerà, perché Gesù è la via e la verità. Se lo vuoi, vieni insieme a noi.
sorridiamo con Gesù. Noi amiamo con Gesù. Perdoniamo con Gesù. Noi sogniamo con Gesù.